Bentrovati amici sportivi, il weekend della Wisport Eventi e Servizi si conclude a Caladabbiano per raccontarvi la seconda giornata del campionato di promozione siciliana Girone C di fronte il GS Caladabbiano e il Città di Messina, reduce da una vittoria agevole nel primo turno contro l'Aci di Sant'Antonio. I ragazzi di Nello Basile infatti hanno superato la formazione etnea per 3-0 e quest'oggi sono già chiamati a un esame molto impegnativo. Il GSC Caladabbiano che non calca un campo di promozione dal lontano campionato 81-82, qui seguito anche dal proprio nucleo Ultras i Selvaggi Caladabbiano. Arbitra l'incontro il signor Andrea D'Aquino di Catania, suoi assistenti Saverio Francesco Di Martino di Ragusa e Salvatore Zocco di Siracusa. Come al solito, con l'ausilio della nostra regia, andiamo a scoprire le formazioni e quest'oggi ci saranno battaglie in campo. Ritrovato per mister Basile Ciccio Cardia a centrocampo, per il resto confermata la formazione che ha battuto l'Aci Sant'Antonio nello scorso turno. Per il GS Caladabbiano invece ha dovuto soccombere nella sua prima uscita a Capo d'Orlando. Stessa formazione, ritrovato Luvito in avanti. Tutto sembra pronto, osservato anche un minuto di silenzio in ricordo dell'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Dopodiché si potrà incominciare con le ostilità. Consulta il cronometro il signor D'Aquino, si può partire. Città di Messina in classica divisa giallorossa che attaccherà a sinistra verso destra i vostri videoschermi e qui ci prova con Cardia subito in avanti. Primo inizio della partita piuttosto blando, qui ci prova Bombara, trova Mancuso, delizioso il suo stop, mette giù il pallone, può puntare l'area avversaria, mette in mezzo per Amante che calcia alto. Il numero 11 ex Sporting Taormina ha avuto subito l'occasione del vantaggio servito dal numero 7 Ivan Mancuso. Qui ci prova invece il Caladabbiano in avanti. Questo pallone sventagliato lateralmente alla meglio su un contrasto, mette la palla in mezzo Masimoni senza troppi patemi d'animo, fa sua la sfera e può far ripartire l'azione per i giallorossi del presidente Lorè, che qui però soffrono il pressing del Caladabbiano. Pallone dentro, il colpo di testa provato del numero 10 della formazione biancazzurra. Qui intanto occasione in avanti per il Città di Messina, Mancuso serve Amante, sovrastato, calcio di punizione dal limite e sarà l'occasione più importante di questa prima frazione di gioco. Sfera nelle mani di Ciccio Cardia, l'ex IG Virtus si incarica di questa punizione, specialista lui dei calci piazzati. Qui vediamo sbraitare il portiere del Caladabbiano. Siamo al 44esimo minuto del primo tempo. Va Cardia col destro dall'illusione del gol, il pallone termina ad un soffio al lato della porta difesa da D'Antone. Ci ha provato il numero 10 del Città di Messina ma non ci sarà più tempo, terminerà così il primo tempo. Duplice fischio del signor D'Aquino, squadra a riposo. Primo tempo molto complicato per il Città di Messina, il Caladabbiano sta tenendo bene il campo, formazione molto aggressiva quella di mister Sapienza. Qui però Arena recupera un bel pallone, Galletta può andare in verticale il Città di Messina come meglio preferisce, qui con Amante a tu per tu, va col pallonetto. Ancora una grande occasione creata dal tridente del Città di Messina, qui con Amante che non è riuscito a capitalizzare l'assist del classe 97 Galletta. Piove intanto sul bagnato in casa Città di Messina, si fa male Fragapane che ha sentito riacutizzarsi un problema sofferto in settimana. Al suo posto esordio stagionale per Codagnone, anche lui giovane classe 97 che andrà a piazzarsi al centro dell'attacco, retrocedendo Mancuso sulla linea dei centrocampisti e Silvestro su quella dei difensori. Qui rinvia subito Simoni, lotta sul pallone Codagnone che spizza per Amante che si può involare, punta all'area avversaria, dà uno sguardo in mezzo, arriva Mancuso, anche lui non riesce a coordinarsi. Clamorosa occasione del Città di Messina che ora vede i propri avversari calare e può far male in ripartenza. Qui Salvatore Erleo si fa male recuperando questo pallone, l'ex centrale del Torre Grotta sostituito dal giovane classe 98 Tiano. Difesa giovanissima per mister Basile, un 98 accanto a Bombara e Silvestri 99 terzino destro. Qui intanto occasione per il Caladabbiano, ci pensa Bombara ad allontanare il pallone, stava girovagando nel centro dell'area piccola.
Intanto altro cambio per mister Basile, abbandona il campo anche Gigi Galletta per far posto a Marco Libro. E qui sta quasi terminando la partita, ultimi minuti di gioco. Simoni recupera il pallone, da Adamante che serve in profondità Codagnone, la progressione di Codagnone che lascia sul posto il diretto avversario, entra in area, va col destro all'ultimo minuto. Codagnone, il classe 97, regala 3 punti importantissimi al Città di Messina dopo una partita soffertissima. Anche il guizzo che arriva dalla panchina per mister Basile, che ha gettato nella mischia il giovane 97 e ha avuto ragione, gli ha regalato probabilmente i 3 punti. Gran gol di Codagnone. Qui gestisce il pallone sul finale Città di Messina con Amante sulle linee di fondo. Amante va col destro, alto, ancora un'occasione per il Città di Messina. Terminerà però così la partita. Cala il sipario a Calatappiano, altri 3 punti per i giallorossi del presidente Lorè, fondamentale. Ora guidano la classifica assieme al Camaro Gescal e sarà proprio la formazione del presidente Panarello nel prossimo turno ad affrontare il Città di Messina al campo di Mili. E allora da Claudio Costanzo per le telecamere della Wii Sport è proprio tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.